Verso le 9:05 mio figlio che stava giù da basso sulla radio TV mi chiama: papà sta entrando acqua. Sono sceso e in quel mentre proprio si è scardinata una porta e si è travasato dentro una quantità enorme di acqua. Mio figlio stava proprio giù nella sala perché insomma che adesso è distrutta, no? E niente, praticamente Lui è venuto su? papà, guarda che sta entrando l'acqua. E se lui non si accorgeva rimaneva... Sì, probabilmente sì. Un minuto in più e molto probabilmente padre e figlio potevano rimanere mortalmente intrappolati in questa taverna completamente invasa dall'acqua. È ancora sconvolto e per questo non vuole comparire il proprietario di una delle due abitazioni di via Berto Montebelluna, inondate ieri sera dallo straripamento del canale Brentella. Siamo a 2 passi dal cimitero e qui l'acqua e soprattutto il fango ha distrutto i ricordi e le passioni dell'ingegnere. Immagini impressionanti che vanno ad aggiungersi a quelle dell'abitazione accanto, dove abita da meno di un anno una delle figlie dell'ex sindaco Dino De Longhi, che ci accoglie in lacrime. Ci hanno allagato tutto, la brantella, sicuramente chi doveva non ha chiuso, e qua avevamo l'acqua fino a qua. Dove? Qui. Intanto, e poi giù le faccio vedere le foto, cioè là le tende. E giù da basso. È entrata dal portone d'ingresso e dalle porte della stanzetta e della lavanderia, è venuta giù la quantità che c'era. Avevo il giardino completamente allagato, le macchine sott'acqua, tant'è che sono state portate via col carro attrezzi e non funziona più neanche una delle due macchine. Il cancello non si apriva più, quindi non riuscivamo più a far scorrere l'acqua. Il bambino terrorizzato non le dico. Un disastro. È tutto derivato dalla brantella. Tutto dalla brentella, perché noi siamo qua da un anno, per l'amor di Dio, la casa è nuova, piovuto più di ieri, non è mai successo niente. I miei sono da 30 anni, non è mai successo niente che sconfinano, tutto ieri sera, anche loro si sono allagati.